Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Pronostico del tempo. Sani, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Un uomo che si sta diagnosticato con linfoma di Hodgkin livello 3 resetta a Cornuaia, Inghilterra, e ha visto una remissione della malattia dopo di aver contrasto il nuovo coronavirus. Il feamo di AISE per via della mancanza di bubrighe, considera un malattia terminale da un traspianto di bubrighe che non ha mai funzionato a fare il prevedesto. La contaminazione da Covid-19 la si sta confermata dopo l'esame PCR. L'uomo da 11 di revardo il ha liberato per finire il suo recupero a casa. 4 mesi dopo un esame di tomografia il ha mostrato una remissione sparpagnata del linfoma. L'ipotesi è che l'infezione con il nuovo coronavirus la ha infogonata una risposta immunitaria verso il tumore. Sani, mi chiamo Fernando Timosi e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Qual è il scommisso delle spunciate adverso il Covid-19 e il fruo e il drio essere della gente e si cambierà presto, subito, da recau, drio paccare il sistema economico. Quel che sarà sotto gli effetti P3 è il settore narzettego, poi la gente la tornerà a viaggiare in P, nar de auto, reoplan e vanti cusita, sipi per via del lavoro che non sarà P home office o sipi per via della recreazione, i gavarà caro de benzina e dell'olio namucci in P del momento d'inco. La tecnologia della informazione la sarà P4 e le persone le sarà manco online, visto che gavaremo il tornar del lavoro in mesa. E compagno desto è il mercato dei prodotti agricoli per via del ristorante che le si slevarà su puito. Sani, mi chiamo Marcos Daniel Zancan e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Las está descoberta una nuova specie dell'antenna del Tiranossauro Rex entre la quarta colonia de migración italiana del Rio Grande do Sul. La quarta colonia de migración italiana las está el cuarto núcleo de colonización entre el centro del estado del Rio Grande do Sul, Brasil, in dove che i gas cominciarono a arrivare i migranti entre l'anno del 1877. In co, a fa parte della quarta colonia 9 municipi e la região las aspirantes é o parco para l'UNESCO, in particolare per via del suo potenziale paleontológico. Entre il municipio de Agudo, es está descoberto un toco ósseo fossilizado na gamba de una bestia que las era antenna del Tiranossauro Rex e che la viveste entre la região della quarta colonia 230 miliardi di anni fa, entre il periodo Triássico, durante il tirarsi su dell'era dei dinosauri.
spiega il sbiesegador Rodrigo Miller, del Laboratorio de Paleontologia del Centro del Puso al Sbiesegamento Paleontologico della Quarta Colonia dell'Università Federal de Santa Maria. La nuova specie la riceveste il nome di Erythrovenator jacuiensis e la era più piccinina che il Tyrannosaurus Rex, longo 2 metri, avendo che le so 9 kg. Sta qua la era una bestia picciasa, ma la struttura del suo femur ed inserimenti dei suoi muscoli ne mostra che la era un predatore svelto anche. La frase Erythrovenator jacuiensis la vuol dire caçador rosso del rivo jacuí, in riferimento al color rosso del fossile e del rivo, vicino agli luoghi della scoperta. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.